E una donna che aveva la minna in piccirigiu dissi: parrini degli figli. E Igiu ci ha rispondeu: li vostri figli non sono figli vostri, sono i figli mascoli e femmini della forza della vita. Nascono per mezzo di vuauci, ma non di vuauci. Addimorano con vuauci, ma non vi appartenono. Potete dare ad Igi lo vostro amore, ma non i vostri dii. Potete dare una casa allo suo corpo, ma non alla sua anima, perché la sua anima abita la casa dell'avvenire, che voi non potete visitare manco dalle vostre sonne. Potete sforzarvi di tenere lo suo passo, ma non pretendete di formarli simili a voi, perché la vita non torna a rere, né può fermarsi da ieri. Voi siete l'arco di unne come frecci vivi i vostri figli sono lanciati in avanti. L'arciere mira allo bersaglio in capo allo violo dello infinito e vi tieni attirantati con tutta la sua calme fino a quando i suoi frecci possono iri lesti e lontano. Lasciateli attirantare con gioia dalle mani dell'arciere, poiché Igiu ama dalla stessa misura e li frecci che volano lontano è l'arco che rimane fermo. Ah, figli miei, sentiste i versi di Gibran, tratti della sua opera Lo Profeta, e ora volete tutti che vi canto la avò. E va bene, voi chiudete gli occhi e addormiscitevi, e io varrialo la più bella avò di Sicilia. Ora vieni l'ubagito e ti porta la simenzina, la rosa marina e il basilico. E ti porta la simenzina, la rosa marina e il basilico. Figlia mia, lo santo passau e di la bella mi spia e io ci dissi la bella dormia e dormi figlia dell'arma mia e io ci dissi la bella dormia e dormi figlia dell'arma mia. Ti porta la sera.